Ecco, il Comune di Favara ha voluto donare una targa commemorativa in onore di Angelo Stagno. Sì, oggi il Comune di Favara ricorda una delle migliori figure della sua città, Angelo Stagno. Molti di noi l'abbiamo conosciuto tantissimi anni fa come Zangilì, chi gioca guardava Gabinetto da Chiazza, per capire di chi stiamo parlando. Una persona molto modesta che si è fatto onore durante la Seconda Guerra Mondiale, tanto da avere ricevuto una medaglia al valor militare. È stato autore di una iniziativa molto importante perché malgrado ci fossero i bombardamenti, Angelo Stagno ha saputo aprire un varco per fare passare i suoi compagni di guerra e si è prodigato moltissimo aiutando molti a fare una iniziativa tesa a uscire fuori dalle difficoltà di guerra nelle quali si trovavano i suoi commilitoni. E proprio per questo atto coraggioso gli è stato affidato questa croce al valor militare e noi oggi lo abbiamo voluto ricordare perché credo che Favara debba ricordarsi delle persone che si sono spesi per una causa importante come è stata la battaglia in guerra, ma soprattutto per quello che poi si è aperto attraverso non soltanto il varco per i suoi compagni, ma quel varco di pace che ha messo fine alla Seconda Guerra Mondiale. Io credo che da questa persona umile qual è stata, dagli ambienti umili ancora possono esistere di queste diciamo, esperienze che potrebbero rendere questa nostra società attuale diciamo, più vivibile, più giusta, più a misura d'uomo. Mi auguro che le nuove generazioni possano avere un briciolo di quello che è stato del passato. Un augurio per tutti noi che questo possa succedere quanto prima. Che significato ha questa giornata per voi? Oggi è una giornata speciale per mio padre, per noi pure. Ricordo mio padre che è stato un eroe di guerra e siamo tutti orgogliosi. Poi ha anche liberato un comandante dei soldati pure compreso con lui.